Salve a tutti! Con questa rubrica cercheremo di scoprire e riscoprire alcuni degli interpreti della canzone napoletana del Novecento. Un'operazione difficile visti i tempi, ma ci proviamo. Questa puntata è dedicata alla ragazza di Mare Chiaro, la talentosa Mirna Doris. Mirna Doris, all'anagrafe Annunziata Chiarelli, nasce a Napoli nella zona di Mare Chiaro il 28 settembre del 1940. La giovane Mirna viene scelta da Johnny Lombardi, proprietario di una catena di supermercati americani, per incidere la canzone pubblicitaria della sua azienda. Per effettuare la registrazione si reca alla casa discografica Phonotype Record, dove incontra Salvatore Mazzocco, famoso compositore di canzoni, con cui inizia a studiare canto. Con il nome di Tina Chiarelli, nel 1961 debutta al Festival di Castrocaro Terme, cantando i brani Il primo mattino del mondo e Mare Verde di Giuseppe Marotta e Salvatore Mazzocco, presentata da Mario Trevi e Milva quell'anno. Nell'interpretazione di quest'ultima mostra una grande espressività che la fa vincere il primo premio. Nel 1962 viene messa sotto contratto dalla casa discografica Fonit e partecipa alla prima edizione della Barca d'Oro con la canzone Core e Pensier di Umberto Martucci e Salvatore Mazzocco. A dicembre dello stesso anno partecipa al Gran Festival di Piedigrotta con la canzone Una vita sola di Vittorio Annona e Alfredo Romeo. Nel 1963 partecipa nuovamente alla Barca d'Oro con le canzoni Non sei tu e Primo amore. Lo stesso anno debutta al Festival di Napoli, dove ottiene il 10° posto con Sonno perduto di Peppino Russo e Salvatore Mazzocco. Ritorna al festival nel 1964, dove però non è finalista con le canzoni Non m'abbraccià e Imparami a voler bene. Nel 1965 vince il secondo premio, secondo il Corriere di Napoli e il TV Sorrisi e Canzoni, con la canzone Dui giuramenti di Renato Fiore e Salvatore Mazzocco ed è semifinalista con Schiavo d'amore di Salvatore Mazzocco. Nel 1966 è collocata al 13° posto con Non m'abbandonà di Salvatore Palomba ed Edoardo Alfieri e non è finalista con la canzone Rose do mese maggio di Leonardo Ippolito e Salvatore Mazzocco. Nel 1967 ottiene il 7° posto con Addio felicità. Il 1968 la vede vincitrice del primo premio con la canzone Coro spezzato di Peppino Russo e Salvatore Mazzocco, cantata con Tonia Starita, ed un 3° premio con Amore Napoli di Alfonso Chiarazzo e Renato Ruocco. Nel 1969 è la volta del suo secondo primo premio, con Preghiera na mamma di Peppino Russo e Salvatore Mazzocco, cantato con Aurelio Fierro. Nel 1970 ottiene il 5° posto con Chitarra rossa, cantata con Mario Merola. Oltre al Festival di Napoli partecipa a varie manifestazioni. Nel 1966 partecipa a un disco per l'estate con Tu non meriti di Leonardo Ippolito e Salvatore Mazzocco e alla trasmissione Sette voci. Nel 1967 passa all'etichetta Durium. Nel 1968 le viene assegnato il premio della Caravella d'Oro. Nel 1970 si affida alla casa discografica SDM e partecipa a Canzonissima. L'anno successivo viene scritturata dalla casa discografica Ellò di Luciano Rondinella e partecipa ancora una volta a Canzonissima e a Senza rete. Ritorna a Canzonissima nel 1972 e nel settembre dello stesso anno prende parte al tour Canta Europa. Nel 1973 partecipa alla Piedigrotta alle Nuove Canzoni di Napoli e firma un nuovo contratto discografico con l'etichetta Phonorex. In quegli anni partecipa ancora una volta a trasmissioni televisive come Napoli Oggi e Canzone alla finestra. Dalla canzone debutta al teatro. Nel 1975, accanto a Pino Mauro, rappresenta la sceneggiata Grazie Marie di Alberto Sciotti. Lo stesso anno affiancherà Mario Merola in Mamma. Nel 1976, insieme a Mario Trevi ed Aurelio Fierro,
partecipa all'album dell'Adurium dedicato a Salvatore Mazzocco e nello stesso anno interpreta Era de Maggio, inserita come colonna sonora nel film Novecento di Bernardo Bertolucci. Nel 1979 prende parte al cast dello spettacolo Festa di Piedigrotta di Raffaele Viviani, con la regia di Roberto De Simone. Nel 1989, dopo diversi anni di pausa, ritorna in sala per incidere con la Phonotype l'antologia Napoli una donna, dedicata alla canzone napoletana in 5 volumi. Nel 1995 inizia la collaborazione televisiva con Paolo Limiti, che la vede protagonista nella trasmissione Ci vediamo in TV, collaborazione che termina nel 2012. In quegli anni Paolo Limiti, amorevolmente, la chiama la talentuosa. Dalla Rai passa alle reti Mediaset, dove partecipa alla trasmissione Viva Napoli nelle edizioni del 95, 96, 2000, 2001 e 2002. Nel 2005 annuncia il ritiro dalle scene con 4 ultimi concerti al Teatro Sannazaro. La promessa però non è mantenuta, in quanto negli anni 2007 e 2009 prende parte al musical Masaniello di Tato Russo, nel ruolo di Antonietta, la madre di Masaniello. Nel 2008, a Bagnara Calabra, le viene conferito il premio Mia Martini alla carriera. Dopo un'assenza forzata dalle scene, nel 2016 torna ad esibirsi dal vivo al Teatro delle Palme, con lo spettacolo Serenata Napolitana. Myrna Doris muore il 27 marzo del 2020, alla clinica Villa Angela di Napoli. Ci sarebbe tanto da aggiungere, ma il tempo a disposizione è finito. Fortuna che c'è internet! Vi invito a cercare le canzoni su YouTube. Vi invito a cercare nelle enciclopedie che parlano della canzone napoletana e dei suoi interpreti. Vi invito a leggere il libro Regina e Reginella del 2002. In più, vi invito a vedere il documentario Regina e Reginella del 2021 e a visitare il profilo ufficiale di Facebook gestito dalla famiglia e dal fan numero 1 Giuseppe Recchia. Inoltre, Myrna Doris nel 2020 ha ricevuto una targa ai piedi della famosa Fenastella di Mare Chiaro. Per chi volesse vedere questa puntata ed altre, può farlo visitando i social. E con questo ci salutiamo dando spazio alla voce. E ricordate, la memoria ci salverà dall'omologazione. Penso. Grazie per la visione e alla prossima. Stateva buona!
occhi